La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un'allerta meteo di colore giallo su tutta la regione a partire dalle ore 12 di domenica 6 luglio fino alle ore 8 di lunedì 7 per forti temporali, nubifragi accompagnati da grandine e venti lineari improvvisi, downburst, che potrebbero creare situazioni critiche come allagamenti al suolo, disagi alla circolazione per il mix tra vento e pioggia e altri fenomeni climatici di una certa violenza. Questo dovuto al brusco sterzo del meteo con temperature che si potrebbero abbassare di oltre 10 gradi. Se da una parte si tornerà a respirare dopo i giorni di afa, calore e umidità, con il termometro vicino ai 40 gradi, l'altra faccia della medaglia sarà cosa potrà accadere durante i temporali previsti per lo sbalzo termico inverso prodotto dal maltempo. In particolare la grandine, che potrebbe anche manifestarsi in forma decisamente attiva con il rischio di distruzione delle culture in questo periodo in avanzato stato di procreazione, ma la stessa potrebbe recare danni seri anche alle abitazioni e strutture, con le piante anche di grosso taglio abbattute e tetti scoperchiati dalla loro furia. Si consiglia, durante la perturbazione, di non sostare lungo gli argini di corsi d'acqua, sotto le piante, valutare il passaggio dei sottopassi ferroviari e stradali ed evitare di guardare i torrenti apparentemente in secca per le improvvise piene.